Eccoci qua con Giorgio Barro, candidato sindaco per Portogruaro. Andiamo anche con lei a domanda secca diretta. Possibilità realistiche di guadagnare primo cittadino come posizione? Beh, io direi innanzitutto andiamo a step, sarebbe già un ottimo risultato arrivare al ballottaggio. Chiaramente 10 candidati sono tanti e quindi diciamo che siamo ancora in questa fase che è molto difficile fare una previsione. I sondaggi, per quello che valgono, ultimamente i sondaggi sono sempre che non hanno funzionato, sto parlando anche degli esempi di Spagna e Inghilterra, ci danno in terza posizione, però io spero che avendo presentato un buon progetto dal punto di vista amministrativo, una bella coalizione, spero di riuscire a fare quel salto di qualità, soprattutto per i cittadini di Portogruaro che noi ci auspichiamo. Sì, quello che ha detto lei lo confermo anch'io, perché da quello che mi arriva come informativa al sito la danno in terza posizione, molto attaccato alla senatore che è al secondo. Sì. Qua posso anche dirlo, insomma, Terenzi è oltre il 30%, però 32% insomma circa, che vuol dire ballottaggio quasi sicuro, è da stabilire se è con la senatore o con lei, ma in ogni caso andando al ballottaggio Terenzi rischia. State già pensando in ottica di apparentamenti? No, a parte che alla presentazione delle nostre liste non abbiamo dato che non ci vogliamo apparentare con nessuno, però in questo momento... Però era un secolo fa politicamente. Era un secolo fa politicamente, io penso che comunque sia anche una normale conseguenza, nel senso, se i cittadini hanno voglia di cambiamento premieranno chi va al ballottaggio, che non è Terenzi, che è il candidato ufficiale, che dovrà già vincere al primo turno. Basta aver visto come si sono mossi contro di noi e contro altri, ritengo che aver già spiazzato questa, uso il termine, competizione elettorale sia già una buona cosa. Io penso che abbiamo veramente fatto una proposta nuova e adesso vediamo, dopo nel momento in cui ci sarà il ballottaggio, per adesso concentriamo su questi ultimi 3 giorni per ottenere un risultato positivo che venga premiato col ballottaggio e dopo vediamo cosa succede. Allora ci tolga una curiosità, perché noi cittadini facciamo fatica a capire certi meccanismi politici, conti per entrare in municipio. Essendoci 6 posti per l'opposizione minoranza, essendo 10 candidati sindaco, saranno tutti riempiti da candidati o qualcuno dei candidati consiglieri nelle liste ha qualche possibilità reale? No, non è proprio vero che tutti i candidati sindaci entreranno come consiglieri, perché con questa, uso un termine che ha usato tantissimo un'altra persona, in questa frammentazione avrai che alcuni candidati sindaci non entreranno al Consiglio Comunale, come è stato l'ultima amministrativa in cui i 2 candidati alla fine più forti hanno eluso tutti gli altri che dovevano entrare al Consiglio Comunale. Se si ricorda c'era il signor Padovesa e dopo altri 2 che alla fine, sebbene candidati, non sono entrati. Con questi numeri di 10, per riuscire a entrare al Consiglio Comunale devi ottenere 1000 voti di preferenza come minimo di liste. Allora io ritengo, ma non perché abbiano lavorato male o siano meno dignitosi di altri, assolutamente no, sono tutti meritevoli 10 candidati, ritengo importante che chi è solo con una lista faccia un po' fatica. Ci sono liste che hanno il simbolo che magari riusciranno ad essere premiati da un candidato, ci sono altre che magari faranno un po' più fatica, quindi non ritengo. Ci sono quindi dopo candidati listi che hanno il simbolo di partito che molto probabilmente entreranno. Questo sì, anche se sono candidati consiglieri. Perciò, per concludere, voi siete rimasti fermi a quello che avete detto nella prima presentazione, libertà ognuno di... Se noi non andiamo al ballottaggio siamo ognuno libero di esprimere la propria opinione. Bene, grazie Giorgio Barro. Grazie a lei.